Cari ascoltatori, è Giorgio Sini, chi vi dà il benvenuto in questa speciale puntata dedicata alla musica classica con due illustri ospiti, due veri artisti, e parleremo oggi appunto del nobile strumento che è la chitarra. E abbiamo qui Massimo Scatolin e Andrea Vettoretti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a voi. Beh, un sodalizio tra l'altro anche un po' particolare, cioè l'unione di questi, come dicevo prima, questi due nobili strumenti, questi strumenti che insomma partono poi dalla notte dei tempi fino ai giorni nostri hanno dato delle grandi soddisfazioni a livello anche di grandi composizioni per questo appunto strumento. Andrea Vettoretti, che tra l'altro è anche, oltre ad essere insomma, un chitarrista di fama internazionale, un grande virtuoso e anche direttore artistico di un festival che poi insomma, sta avendo dei grandi successi e delle vere soddisfazioni per la nostra città, che poi è appunto festival chitarristico appunto internazionale delle due città. Andrea Vettoretti, si può dirci qualche cosa appunto riguardo a questa... Innanzitutto siamo arrivati alla 16ª edizione, quindi diciamo che è un traguardo anche di tradizione sia per la nostra città sia per il nostro strumento. Abbiamo unito la città di Treviso e la città di Roma alla capitale, quindi abbiamo creato negli anni una manifestazione che fosse plurale, che fosse internazionale attraverso artisti di fama anche mondiale come John Williams, David Russell, vari Grammy Award che hanno partecipato, ma poi nel tempo abbiamo voluto creare una manifestazione che fosse poliedrica, plurale, dove la chitarra a volte è quasi un pretesto per arrivare ad un genere. Può essere il tango, può essere il flamenco, può essere la musica brasiliana, può essere appunto la musica classica che abbiamo sempre continuato naturalmente ad esplorare e valorizzare attraverso la nostra manifestazione. Quindi è alla fine una kermesse che attrae una tipologia di pubblico molto ampia. Proprio per la piacevolezza e allo stesso tempo interpreti eccellenti. Beh, nomi come appunto Williams, quindi chitarristi di grande fama internazionale che appunto poi puoi portare qui nella città di Treviso e far ascoltare naturalmente al nostro pubblico. Però ecco c'è il sodalizio anche di due città, Treviso e Roma, quindi abbiamo la capitale. Sì, assolutamente. La capitale, diciamo, è servita proprio anche per dare un senso nazionale di importanza, anche di rilevanza mediatica e negli anni devo dire che è stata importante, ma è stata quasi più importante per Treviso che per Roma stessa, dove sappiamo ci sono grandissimi festival in continuazione, quindi noi siamo diciamo uno dei tanti che però ha utilizzato anche delle location veramente molto belle, perché abbiamo lavorato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, alla Biblioteca Casanatense, al Teatro Ghione, e in molti teatri e situazioni anche alternative che hanno dato la possibilità proprio di valorizzare il nostro strumento attraverso grandi composizioni. E devo dire che poi con Massimo abbiamo iniziato un percorso da qualche anno che ci ha portato a suonare insieme, a sviluppare anche quell'idea che in qualche maniera abbiamo portato avanti con il festival, cioè di pluralità e di, non so se è la parola, perché a volte si usa questa parola in maniera impropria, però questa contaminazione nel senso buono del termine, che ci ha portato un po' ad esplorare, soprattutto anche per la nostra curiosità di artisti e anche come compositori, generi che avevamo magari vissuto da interpreti, e magari Massimo può anche raccontarci anche come nasce, come sono nate alcune di queste composizioni che suoneremo l'1 settembre al festival. E infatti vorrei anche ricordare che questo festival è appunto inizierà tra poco, anzi 1° settembre al 20 settembre 2018, ecco ci sarà poi una bella settimana piena di 15 giorni qui a 15 giorni, Treviso, anzi, 2 settimane. tre weekend, sostanzialmente 3 weekend. Partiamo noi, io e Massimo, appunto l'1 settembre al Museo di Santa Caterina, sabato 1 settembre, con questo nostro nuovo sodalizio, questo nuovo essere insieme, che ha prodotto anche il nostro secondo disco come duo,
e poi si protrarrà nelle altre 2 settimane, il venerdì e sabato delle altre 2 settimane fino al 15 settembre. Quindi diciamo questo messaggio che poi l'unione fa la forza, l'unire anche molti musicisti, e anche questa cosa interessante, questo vostro sodalizio appunto con Massimo Scatolin, insomma ormai siete due chitarristi di fama internazionale, due veri virtuosi che si uniscono, e questa è una cosa bella, no? Perché la musica unisce. Questo è il messaggio anche di questo, perché noi questo festival. Massimo Scatolin, Eccomi. ma tu sei un veterano, ma anche di Radio Venetuno, sei già stato intervistato molte volte, sei venuto qui a farci sentire la tua arte. Attenzione che fra un po' poi avremo delle sorprese, perché parole d'accordo, ma poi passiamo ai fatti e sentiamo qualche nota della vostra arte. Caro Massimo, questo sodalizio appunto con Andrea, ecco, com'è nato? È nato perché io nei primi anni purtroppo non ho potuto frequentare il festival di Andrea, perché quel periodo stesso io ero occupato in tour. So che sei spesso anche in Australia. Certo, ma all'epoca no, facevo America Latina in quel periodo, e poi mi sono un po' stancato, perché a un certo momento bisogna anche cambiare, cioè non devi sempre fare le solite cose, e quindi ho pensato che sarebbe stato meglio andare in nuovi orizzonti, e quindi ho cominciato a fare la mia classica tournée da gennaio in poi. Quindi sono stato libero a settembre, sono andato a trovare Andrea, che già più o meno conoscevo, insomma così, e da lì insomma abbiamo detto dai, combiniamo qualche disastro insieme, che è la cosa migliore. Se mi permetti, ho sentito che c'è stato un sold out, mi sembra uno dei vostri ultimi concerti, esibizioni, quindi c'è un bel disastro. Mi hanno detto che è stata una roba drammatica, che è stato 2 anni fa, cos'era? 2 anni fa, quando abbiamo presentato il primo disco, no? Lì al Museo di Santa Caterina, tanta gente si è arrabbiata perché dopo essere stata in coda non so quanto tempo è dovuto tornarsene a casa, perché non c'era più posto, e questo purtroppo non c'è niente da fare. E in altri paesi si ripete il concerto 1 ora dopo, 2 ore dopo, ma qui non siamo abituati a fare questo, poi abbiamo bisogno di chiedere dei permessi, credo, speciali. Poi il concerto era la sera, quindi non potevamo cominciare il secondo concerto a mezzanotte. Credo... Potrebbe essere un'idea comunque, magari ricreare delle situazioni che magari sono più anglosassoni. Sì, certo. Ali non si fanno, per esempio anche in Australia non si fanno problemi. A un certo momento chiudono la sala è piena, c'è ancora gente fuori, e si domandano all'artista se può esibirsi anche dopo. Naturalmente noi siamo lì per questo, no? Questo è interessante, fantastico, anche perché poi tra l'altro sappiamo bene, grande strumento, il pianoforte eccetera, sono strumenti nobili come la chitarra, che invece possono dare delle grandissime soddisfazioni, soprattutto la chitarra classica. Però come dicevi anche tu prima, Andrea, il fatto di che appunto anche questo festival e questa musica è a 360 gradi, quindi partiamo anche dalla musica antica fino ad arrivare anche alla musica moderna. Quindi so che tu sei anche artefice, insomma, di concerti dove suoni anche pezzi classici, ma anche tue composizioni o qualcosa del genere. Certo. Allora, io sono fra l'altro anche attualmente in tour per il mio nuovo album che si chiama Wonderland, ed è appunto la sintesi un po' di quello che dicevamo, cioè un riappropriarsi dell'identità di musicista, e quindi farlo anche scrivendo la propria musica. Ed è una cosa che mi ha dato molta soddisfazione. Poi fra l'altro non è solo chitarra, ma suono con una violoncellista, con percussione, anche con una situazione di luci particolari che danno anche un'identità anche di spettacolo oltre che musicale, che devo dire io credo sia importante in questo momento. Fra l'altro, tornando appunto all'idea del festival, noi lavoriamo anche molto con l'atmosfera. Io credo che le persone, quando vanno a vedere un concerto, al di là dell'essenza del musicista, del suonare,
mettendoci tutto, l'anima, il cuore, che è quello che facciamo comunque, che ci sia una luce più bella o no. La luce più bella però crea, banalizzando luce più bella, perché ci sono dei light designer straordinari che seguono anche la partitura e creano delle atmosfere straordinarie. Quindi dicevo, danno quel plus al pubblico che credo sia importante oggi, proprio come intrattenimento, non banale ma di alto livello, quindi semplicemente danno un valore aggiunto a quello che già abbiamo sempre fatto. Ed io e Massimo in questo senso andiamo molto d'accordo, perché abbiamo cercato attraverso l'altro nostro nuovo disco in duo di esplorare alcuni mondi che da un lato guardano la tradizione e dall'altro strizzano l'occhio anche alla contemporaneità. Fra l'altro una cosa che devo dire ha voluto Massimo, io ho sposato questa bella idea, è quella di registrare e suonare le nostre performance a 432 Hz, cioè l'accordatura cosiddetta antica, che però porta anche sembrerebbe porti, ma magari Massimo può raccontarci meglio questa cosa, perché sei stato tu a volerla, no? Quindi ti prendi le tue responsabilità. No, è stata una sperimentazione, bisogna sempre provare, no? Mi aveva incuriosito questa corrente che c'è adesso tra alcuni musicisti di sperimentare questa accordatura che altri musicisti in passato avevano usato, tra cui anche Giuseppe Verdi. Siccome gli avevo messo anche Giuseppe Verdi nel programma di questo nuovo disco, abbiamo deciso anche di accordarci in questa maniera. Il 432 è un suono un po' più caldo, ho trovato, gli armonici sono diversi, in realtà gli strumenti suonano in modo diverso. Questo è ovvio, quello che sto dicendo, perché parlo con un musicista e un altro musicista, quindi chiaro che un leggero cambio di frequenza cambia completamente. Io credo che siano sperimentazioni che vadano fatte in ogni caso, quando è possibile. Chiaramente quando devo suonare il concerto di Aranjuez mi devo adeguare alla coloratura dell'orchestra, che è 441 in genere, ma insomma non scendiamo nei dettagli che magari alla gente interessano poco. Però a noi interessa sperimentare, non rimanere mai fermi su un concetto univoco. Cioè, una volta la musica classica era troppo settoriale, avevamo barriere ovunque, la considerazione dell'altra musica era una musica inferiore, cosa che noi adesso per noi è cambiato tutto, non esiste questo, cioè bisogna abolire questo concetto, la musica è musica e basta. Anche Andrea nelle sue composizioni, anch'io nelle mie naturalmente, noi siamo influenzati dall'ambiente che ci circonda adesso, che è quello del crossover, è quello figlio un po' anche appunto del Pavarotti and Friends, questa combinazione che c'è stata di generi che poi ha scaturito un linguaggio nuovo, diverso e anche più fruibile. Insomma, pensiamo anche al successo che ha avuto Giovanni Allevi, il successo che ha avuto Einaudi, insomma hanno portato una novità, e questo io credo che sia molto importante e anche coraggioso, tra l'altro, perché si sono presi una bordata di fischi dai bacchettoni della musica classica. Comunque bontà loro. No, bellissimo questo messaggio, e la musica invece insomma deve abbracciare un po' tutti i generi e arrivare a tutti i tipi di pubblico. Esatto. Questo invece fa onore, e anzi rende il musicista sicuramente, come due grandi musicisti, come siete voi veri artisti, anche elastico, anche il messaggio della musica classica, che non è a compartimenti stagni, ma si apre. Però insomma posso dire che questi due, come dicevo prima, veri e grandi artisti hanno due ombre. Due ombre nel senso che vorrei far sorridere un po', ma quando si cammina di solito abbiamo l'ombra, no? Sì. E voi avete due ombre lì dietro, alle vostre spalle, che sono le vostre, le vostre chitarre. Quindi la vostra ombra è la chitarra, no? E allora poche parole, andiamo poi ai fatti, andiamo ad ascoltare qualche cosina della vostra arte.
So che appunto avete anche dei brani che tra l'altro per due chitarre che sentiremo dopo. Massimo, so che tu sei artefice di molte composizioni, per insomma rompere un po'. No, allora, quello che volevo dire io, presenteremo in questo concerto del 1° settembre, cioè l'inaugurazione del festival, presenteremo il nostro secondo lavoro che si chiama Together Again, di nuovo assieme. Siccome purtroppo i dischi vengono venduti in tutto il mondo, ormai la lingua ufficiale, voglia o non voglia, è l'inglese, anche se noi amiamo la nostra lingua, l'italiano. E quindi in questo appunto, in questo secondo disco abbiamo continuato un po' quello che abbiamo detto adesso, cioè abbiamo fatto, in realtà ho costruito 2 medley, uno su 2 temi diversi, uno è il tango e l'altro è un viaggio attraverso i temi d'amore dei film che ci hanno un po' più colpito, soprattutto me, perché lui naturalmente è un po' più giovane e quindi poi si è adeguato. Quindi sono temi bellissimi, sono temi assolutamente, ma sono film insomma che un po' tutti abbiamo, a prescindere insomma dall'adattazione dell'uscita del film, che infatti, sono degli evergreen che sono insomma, restano nella storia, no? E quindi allora iniziamo con un evergreen che ci fai sentire, o in coppia, come facciamo insieme magari un estratto o qualcosa, facciamo un paio di estratti dal tango, cosa dici? Volentieri. Ecco, volentieri. Va bene. Bellissimo, questa trasmissione in diretta, quindi si va a braccio, bellissima questa cosa. E quindi Massimo Scatolin, Andrea Vettoretti adesso ci lieteranno con questo brano. Del titolo allora? Il titolo è Tango y Nada Más. E abbiamo ascoltato questo splendido tango da 2 virtuosi della chitarra, 2 grandi artisti, splendido. Tra l'altro volevo chiedervi, questa chitarra e queste chitarre sono di una grande liuteria, no? Immagino. Sì. La tua, Massimo? No, sono 2 praticamente quasi sorelle. Le ha fatte il liutaio di Chioggia, Enzo Guido, che oltre a essere un liutaio è anche un caro amico. Ci ha dato sempre una mano anche nei momenti difficili in cui abbiamo avuto dei problemi, perché purtroppo gli strumenti sono delicatissimi. Sono 2 strumenti costruiti con una tecnologia che si chiama lattice braced, cioè incatenatura a graticcio, vorrebbe dire più o meno. Cioè, per fuori sembrano strumenti normali, a parte questo armrest qui, insomma, ma all'interno gli spessori di questa tavola armonica innanzitutto sono variabili e sono estremamente sottili, e per non rompersi sono sostenuti da questa incatenatura interna che è fittissima e che è fatta di materiali leggerissimi tipo la balsa, il carbonio, cioè tutte cose naturali però molto ma addirittura questa, la balsa la conosciamo perché è un legno
insomma, che ha la sua storia, ma invece come dicevi, il carbonio è qualcosa di più moderno, quindi è unito siccome per dare leggerezza è unito, il carbonio dà più forza alla balsa, la rinforza. La balsa è leggerissima, quindi insomma, cosa si ottiene in questo modo? Si ottiene una sonorità che è molto di gran lunga maggiore delle chitarre tradizionali. Sonorità sì. Quindi consente di eseguire meglio la musica da camera quando si suona con violini, violoncelli e non so, in quartetto d'archi, per dire formazioni diverse, con orchestra lo stesso, perché anche se spesso dobbiamo usare la microfonazione davanti, però una voce più forte arriva meglio al microfono, mentre quando si alza troppo un microfono purtroppo si creano anche delle risonanze. Insomma, diciamo che sono strumenti, sono definiti tecnologici, ma non sono assolutamente tecnologici, è una parola che a me non piace, dire che uno strumento è tecnologico, perché c'è sempre il legno, c'è sempre la grande passione del liutaio. Sì, ma infatti volevo anche aggiungere che tutto quello che comunque utilizziamo e come lavoriamo e come insomma ci poniamo nei confronti della musica è in qualche maniera il frutto di quello che dicevamo prima, cioè di unire l'aspetto tradizionale della composizione, del nostro essere anche italiani, quella nostra italianità, unendo la tradizione all'innovazione. Cioè questo è il concetto fondamentale, quindi non è, sono d'accordo con Massimo, non è uno strumento tecnologico, è uno strumento semplicemente che ha degli accorgimenti nuovi e che ci servono semplicemente per arrivare un po' più in là di quello che era stato fatto precedentemente. Andrea Ventoletti ci sta proprio spiegando veramente anche l'anima di queste emozioni che poi dà questo nobile strumento. Ora noi siamo stiamo trasmettendo sia radiofonicamente ma anche per il canale video, quindi però ecco, per spiegare a chi in questo momento non può sta ascoltando la radio, non può vedere, in questo caso vedo queste due chitarre, una che ha delle venature ben dritte, invece quella di Andrea Ventoletti non ha nella parte esterna non ha invece queste venature così pronunciate come due tavole armoniche diverse. Se sono dritte, devono essere dritte. No, queste sono due essenze diverse. Questo con le venature, come dici tu, è un redwood, c'è una sequoia americana. E quello invece Andrea Ventoletti è un cedro. Questo è un cedro, ha delle venature più sottili, la linea della venatura naturalmente è sempre quella trasversale e sostanzialmente insomma sono due tavole diverse però costruite con la stessa concezione, quindi poi naturalmente poi ogni musicista dà un'identità al suo strumento attraverso il suo suono, il suo modo di interpretare, no? Anche le corde, per esempio, lui tra l'altro è endorser di un'azienda francese, giusto? Savaret di corde. Io invece lavoro con un'azienda italiana, Dogal, che le corde sono quindi importantissime per la sonorità, cioè anche accordi budello, infatti ognuno proprio ognuno ha diciamo le proprie corde, è importante anche questo, la gente crede che le corde siano, invece c'è anche lì uno studio enorme. Bellissimo, quindi potremmo parlare sicuramente tante ore. Questo era bellissimo, questo colloquio tra l'arte musicale e la natura, che è la forza anche della natura del legno, che sono, diceva qualcuno, anche il violino, Stradivari è sempre un pezzo di legno, pure questo legno cosa hanno tirato fuori, questi artigiani. Ma vedi, quello è anche l'essenza un po' del nostro essere italiani. Mi ripeto, però il Made in Italy insomma ha un suo valore, credo che noi lo sentiamo molto viaggiando, quindi andando anche in altri paesi. Lo sentiamo e lo vediamo. E lo vediamo naturalmente, quindi anche quello che è lo stesso essere rappresentati anche da grandissimi anche stilisti, perché siamo musicisti ma ci piace anche vestirci in una certa maniera, diciamo, mi permetto di dire, non so, un Giorgio Armani per noi è una grande insomma
un valorizzare la nostra italianità nel mondo, come appunto grandi liutai, come grandi artisti, come grandi musicisti che suonano in tutto il mondo e che ci rappresentano. È bello. Bene, caro Andrea Vettoretti, invece tu dicevi che c'è un'importante, anche interessante cosa che dobbiamo ricordare anche al nostro pubblico. Sì. Un grande compositore che è scomparso. Che è Luis Bacalov. Luis Bacalov. So che state preparando, avete preparato qualche cosa. Il secondo brano del disco si chiama Tema d'amore, Love Theme in English. Bisogna purtroppo sempre usare questa internazionalità. E come dicevo prima, ho raccolto alcuni temi che mi venivano in mente quando ho fatto questo medley. E poi a un certo momento ho detto, metto dentro anche quello del Postino. Il Postino, quello è un film che ha commosso, credo, tutto il mondo. E la musica, scritta appunto da Luis Enrique Bacalov, che purtroppo è mancato qualche mese fa, se non sbaglio. Sì, da poco. È veramente deliziosa. Possiamo fare un piccolo estratto. Sì, perché a questo punto il pubblico sta scalpitando per sentirvi ancora. E sempre naturalmente duetto, insieme? Sì, assolutamente farà parte. Tutto il disco è insieme, assolutamente, e anche il concerto sarà naturalmente suonato, perché lo dico perché molti ci conoscono come interpreti solisti, ma diciamo la cosa che ci diverte e che ci ha appassionato è proprio suonare insieme, quindi tutta la suite e tutta la musica che sentirà il pubblico l'1 settembre sarà relativa alla nostra nuova unione musicale, e anche il Postino naturalmente sarà parte di questa musica. Questa forza che viene poi dal vostro strumento. Bravi. Sì. Benissimo, allora ascoltiamo questa musica appunto di Bacalov, certo, interpretata magistralmente da Andrea Vettoretti e Massimo Scatolin, che ora ci delizieranno con questo brano meraviglioso. Bene, abbiamo ascoltato questo brano conosciuto del Postino, composizione peraltro di Bacalov, che è scomparso qualche tempo fa. Infatti un nome poi prestigioso che ha lasciato delle melodie splendide, come avete sentito, suonate da due grandi artisti, due chitarristi di fama internazionale, Massimo Scatolin e Andrea Vettoretti. Vorrei proseguire ancora con il tema appunto della forza di questo vostro strumento, questa chitarra, che
insomma, la Spagna so che ha avuto grandi influenze, certo, con grandi compositori certo. come Granados, Sì. Albeniz, vero? Sì. Quindi anche con, Mamma mia. con questo forza ritmica, non solo anche melodica. L'anima, sì, la musica tradizionale spagnola è stata per noi, siamo cresciuti attraverso la musica spagnola, no? Il rasgueado famoso, Sì. vero? Quindi sono stati grandi chitarristi. Avete un vostro anche esempio che magari fin da giovani avevate, cioè per i pianisti era Arthur Rubinstein, no? Per dire, Vladimir Horowitz. Massimo. Beh, io ho avuto la fortuna di incontrare prima Andrea Segovia, che insomma, come dire, è un po' l'esempio massimo cioè noi siamo qui a parlare di chitarra anche per merito suo, perché lui l'ha rimessa in gioco, cioè l'ha portata al di fuori dei confini in cui era appunto confinata, cioè i salottini, le cose piccole. Lui l'ha portata nei grandi teatri, nei palasport, è stato un uomo straordinario, poi è un musicista immenso. Alirio Diaz poi è stato per me un altro grandissimo incontro, lo ricordo sempre con grande dolcezza perché era un uomo straordinario. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui per un bel periodo, quindi sono cose, sì, sono cose che ti lasciano il segno. Bisogna dire anche una cosa, però, apro una parentesi, cioè non è che il chitarrista ti lasci il segno, ti lascia il segno particolare perché lo guardi, ce l'hai di fronte, hai di fronte Segovia che è un mito e vedi, cioè, e anzi, più delle parole a volte conta il guardarlo, sentirlo suonare, sentire il suo fraseggio. Per questo io dico una cosa importante, anche ascoltare, per noi è importante ascoltare anche Rubinstein, ascoltare i grandi direttori d'orchestra, von Karajan, il respiro che aveva Carlos Kleiber, tutti questi grandi, i cantanti lirici che lavorano con la loro voce, lo strumento interno, quindi la respirazione, il fraseggio. Io ho imparato moltissimo dall'opera, per esempio, ho imparato molto il fraseggio. E quindi penso che anche per te sia lo stesso, cioè non è che tu hai avuto, sei stato a contatto con chitarristi straordinari, ma magari... sì, che cosa, la tua esperienza? No, devo dire che sono perfettamente d'accordo con Massimo, come quasi sempre, a parte forse quando parliamo di cibo, ma musicalmente assolutamente devo dire che sono in linea e ricordo con una delle esperienze più importanti che io abbia fatto è stata quella di frequentare l'École Normale a Parigi con Alberto Ponce come insegnante e una delle cose che permetteva questa importante scuola era quella di frequentare le masterclass pur essendo chitarristi con musicisti di fama internazionale, quindi io ho avuto l'onore di fare master con Rostropovich al violoncello oppure con Alicia della Roccia che insegnava la musica spagnola ai chitarristi e certo grande pianista famosissima per la musica ovviamente spagnola e per Albeniz, per Granados e ci insegnava a noi chitarristi come suonare coi compositori quindi diciamo che si rifà assolutamente a quello che diceva Massimo, cioè l'apertura all'ascoltare, la curiosità all'ascolto, ma soprattutto a un'identità musicale, non tanto specificatamente del proprio strumento, ma allargandola a un'idea più ampia. Andrea Vettoretti, mi sembra anche nell'ambito del tuo festival c'è un masterclass, no? Sì, una cosa che noi facciamo da alcuni anni è quella di unire all'aspetto concertistico anche quello dei masterclass dei concertisti e non solo, perché si aggiungono anche degli altri docenti che vengono a fare i master per i ragazzi del territorio o anche appunto chi viene da fuori città per frequentare i master. È un momento di confronto importantissimo perché, come diceva Massimo, può lasciare il segno su uno studente che sta
sta facendo un percorso musicale che ovviamente, se è seguito da un insegnante specifico, magari per alcuni anni o diversi anni, e quindi vedere un concertista la sera prima in un contesto diciamo di bellezza e di vederlo all'opera è bellissimo, però resta un po' lì. Il conoscerlo il giorno dopo, entrare in contatto, magari anche cenare insieme, perché poi si sta tutti insieme, crea quell'atmosfera e quella giusta situazione per scaturire anche la passione di alcuni ragazzi che magari hanno iniziato a suonare da poco. Cioè, lo dicevi ancora, cenare insieme, ecco, qui è un tema aggiunto con grandi artisti, con esperienze poi insomma a livello internazionale magnifica, con grandi nomi, e poi però la convivialità di una cena, a volte poi lì le idee vengono poi, ma stai scherzando, a volte nostro, le cose più belle nascono dalle cene, quindi certo. E comunque dalle cene passiamo ora di nuovo ai fatti e andiamo ad ascoltare qualche cosa che invece andiamo sul tema dell'amore, mi sembra, no? Sì, possiamo. E poi tema che allora, tra l'altro questo di amore c'è sempre bisogno. C'è sempre bisogno. Questo tema d'amore, il titolo, Love Theme, comincia proprio con, per me, quello che è un po' il tema d'amore che ha caratterizzato negli ultimi anni maggiormente il significato di questo, cioè il tema d'amore di Cinema Paradiso, che è scritto da Andrea Morricone, figlio del celebre Ennio, che credo grosso modo ventenne, scrisse questo tema che rimane proprio scolpito. Queste sono trascrizioni sempre per due chitarre, sì, con Andrea Vettoretti, ma le preparate insieme? No, l'ho fatta io. Sono tue... Sì. Benissimo, allora... curiosità massima, ascoltiamo subito. Tra l'altro saluto anche Andrea, che è un amico carissimo, Andrea Morricone, che magari Andrea Morricone è il figlio certamente. Sì. Bene. E allora lo dedichiamo a Andrea Morricone e naturalmente a tutto il nostro pubblico e ascoltiamo da Massimo Scottolin e Andrea Vettoretti, grandi artisti, ci faranno sicuramente ora emozionare con Tema d'amore. Buon ascolto. E abbiamo ascoltato questa splendida composizione di Andrea Morricone, interpretata da Andrea Vettoretti e Massimo Scottolin. Avete sentito il pezzo meraviglioso, splendidamente interpretato, e che tra l'altro abbiamo dedicato ad Andrea Morricone, che hai conosciuto. Sì, caro amico, sì. Ecco. Quindi temi splendidi, suonati in maniera splendida e con due strumenti, tra l'altro, che sono splendidi. La chitarra dà veramente un'emozione che questo suono si può anche in qualche modo plasmare un po'. Certo. E coi piani e forti, no, si riescono poi, perché no, con la delicatezza, no,
Del polpastrello o dell'unghia? Entrambi. Si usa più il polpastrello o l'unghia? È una domanda così. Tutte e due. Tutte e due secondo il tipo di suono che voglio ottenere. Ovviamente, questo lo facciamo appunto per far capire anche un po' la tecnica chitarristica certo. al pubblico vasto che abbiamo. Ecco, bene, siamo comunque giunti purtroppo alla fine di questa trasmissione dedicata a due grandi artisti della chitarra, due virtuosi, Massimo Scatolin e Andrea Vettoretti. Ancora qualche battuta riguardo anche al festival chitarristico delle due città, che sta dando veramente delle grandi soddisfazioni alla città di Treviso, che poi l'hai portata anche a Roma, quindi insomma assolutamente. Ma credo poi per il mondo, no? Sì, credo che abbiamo avuto dei grandissimi risultati in questi anni e Treviso insomma si è fatta conoscere anche proprio per questa manifestazione e credo sia importante insomma valorizzarla anche con un percorso che faremo anche con le istituzioni per poter veramente far diventare Treviso la capitale anche di una manifestazione come il Festival delle Due Città che ci rappresenta attraverso queste manifestazioni plurali che faremo, e anche quest'anno insomma avremo degli esempi straordinari in questo senso. Un anno dedicato particolarmente alla Spagna, al flamenco, alla musica di contaminazione. E quindi ci saranno dei grandissimi artisti e poi insomma qualche nome? Beh, sicuramente interessante l'ultimo concerto sarà quello del gruppo Flamenco Mediterranea, che insomma quindi con il baile, con le percussioni, il cante, e un percorso fra l'altro intenso non solo nel mondo del flamenco tradizionale ma anche in quello che è stato rappresentato anche nella sua essenza da Federico García Lorca, con alcune composizioni da cui si trarrà appunto beneficio attraverso delle reinterpretazioni di questo gruppo che chiuderà il nostro festival. Ma ci sarà anche un trio molto molto interessante, un omaggio a Paco de Lucia, che sappiamo un altro grandissimo interprete purtroppo che abbiamo perso da poco. E abbiamo un giovanissimo flamenchista straordinario, si chiama Pedro Navarro, che sta comunque riscuotendo un grandissimo successo internazionale, che verrà a fare questo omaggio a Paco de Lucia, che ha già fatto in rappresentanza anche proprio della Spagna in diversi paesi. E quindi insomma sarà un grande onore avere questo concerto in esclusiva per il Festival delle Due Città. Ci saranno anche tante altre situazioni che insomma il pubblico potrà vedere dal 1 settembre fino al 15 con la chiusura dei Mediterranea, ma soprattutto ci saremo io e Massimo, ascolteremo Massimo Scatolin e Andrea Vettoretti. Da ricordare anche il premio, il Music Room. Assolutamente, il Music Rooms Award. Uh-huh. E invece per il vostro concerto che è una sorpresa, oppure se possiamo annunciare la tipologia di brani? No, più o meno quello che noi presenteremo il disco, questo CD qui che si chiama Together Again, e aggiungeremo qualche brano per completare il programma probabilmente, insomma. Sì, ci sarà qualche composizione mia, ci sarà qualche composizione appunto del maestro Scatolin, poi alcune appunto medley di questi estratti che abbiamo fatto, garantiamo di suonarli, quindi li suoneremo proprio nella loro completezza, insomma questi erano solo degli assaggi per far sentire un po' quella che sarà l'atmosfera. Possiamo dare la data del vostro concerto, quindi? 1 settembre, Museo di Santa Caterina, ore 20:45, si può anche naturalmente prenotare il biglietto e attraverso i vari canali, il sito, basta anche cliccare semplicemente il mio nome, si arriva direttamente Andrea Vettoretti, attraverso il sito si trovano tutte le informazioni, ma ci sarà la città tappezzata di pubblicità, quindi chiunque poi da Ferragosto andrà a farsi un giretto in centro troverà nelle piazze principali i famosi totem con il programma, i numeri di telefono e quant'altro. Comunque siamo abbastanza rintracciabili, insomma. Certo. Concludiamo questa puntata
E io sono veramente onorato di avervi avuto qui negli studi di Radio Veneto 1, spero di avervi ospiti poi ancora e ci troveremo anche per suonare qualcosa tutti anche insieme. Certo. No? Posso dire un'ultima cosa che ci siamo dimenticati? Sì, come no? Che l'ospite, il premiato di quest'anno è un grande, ha a che fare con la radio. Facendo un passo indietro, da qualche anno Music Rooms, che organizza il festival appunto delle due città, dà un premio che si chiama Music Rooms Award, ed è un premio alla carriera che diamo a persone che si sono distinte particolarmente nel mondo della cultura, dell'arte e della musica. E quest'anno lo daremo a Enrico Stinchelli, che è conduttore della Barcaccia, che tantissimi milioni di persone ascoltano e hanno ascoltato. 30 anni di radio, sì, Radio 3. Radio 3 e quindi siamo molto felici di averlo con noi. Lo avremo appunto, daremo il premio proprio nella nostra sede in Music Rooms il 13 di settembre. 13 settembre, quindi questo appuntamento dove? Nella sede di Music Rooms. Si trova in Viale Pasteur, nei pressi del vicino a un chilometro dal centro storico. Faremo una bella festa quella sera. Questo festival è veramente ricco di molti eventi di grande levatura e come dicevamo appunto per Stinchelli sicuramente meritatissimo. Quindi grazie ad Andrea Vetoretti per quello che stai facendo, che hai una forza e una carica che è veramente notevole. Sei un grande artista, un grande musicista e sicuramente nel nostro pubblico darete insieme delle grandi emozioni. E questo sodalizio, poi questo duo chitarristico, che poi penso sia anche una novità, credo, a livello internazionale. O ci sono noti duo? È una prassi. È una cosa originale, credo. No? Diciamo che è originale come lo facciamo, perché lo facciamo attraverso delle nostre composizioni, un modo di fare musica che è nuovo, ma che unisce, come abbiamo detto precedentemente, la tradizione allo sguardo al futuro. Quindi è una cosa che io e Massimo abbiamo coltivato insieme, che ci sta dando molte soddisfazioni, no? Quindi siamo felici e veramente vi aspettiamo tutti l'1 settembre. 1 settembre, quindi assolutamente, Festival internazionale delle due città, Treviso e Roma. Treviso e Roma. Bene, allora concludiamo, siamo giunti al termine di questa trasmissione dedicata alla chitarra e due grandi artisti, Massimo Scatolin e Andrea Vetoretti. Adesso naturalmente per concludere darete al nostro pubblico un omaggio. Bisogna fare l'incipit della Forza del Destino. Dai, lì per lì, subito. L'incipit così. solo, sì. Perché appunto l'introduzione. Il disco... Solo l'introduzione? L'introduzione perché tutto il resto ci sono questi appunto di Santa Caterina. dovete venire a sentire il concerto. Non c'è scelta. Ok, allora solo un piccolo assaggio fa venire l'appetito e la voglia a proposito di cene, di pranzi, e per poi venirvi a sentire. Perché appunto noi già prima abbiamo parlato dell'accordatura di Verdi, cose così, ma insomma questa è un gioco che si usava a fare anche nell'Ottocento, ma nell'Ottocento si faceva la trascrizione di una sinfonia per strumenti diversi, per anche ensemble meramente ridotti, per farla conoscere al pubblico. Invece questa è una sinfonia che a me è sempre piaciuta tanto e ho detto dai, proviamo a farla per due chitarre. Quindi il titolo esatto? Sinfonia della Forza del Destino di Giuseppe Verdi. E lo ascoltiamo ora per salutarci. È un omaggio che ci fanno questi due grandi artisti veneti, trevigiani, che ci portano grandi soddisfazioni in tutto il mondo, c'è poco da fare. E ascoltiamo questo splendido brano e con questo vi do appuntamento alle prossime anche puntate dedicate alla musica classica, sempre nella produzione di Radio Veneto 1. Saluto tutto il pubblico e ancora grazie a Andrea Vetoretti e grazie a Massimo Scatolin. Grazie a voi. E buon ascolto.
poi venite al concerto.